Franco Bonfante sul cosiddetto caso Verona, ovvero sulla lunga scia di inchieste e di scandali che riguardano il comune scaligero, non ultimo l'episodio che riguarda il vice sindaco, le dimissioni del vice sindaco Vito Giacchino. Lei denuncia il fatto che Zaia, il presidente della regione Veneto, non abbia mai sostanzialmente espresso un giudizio, abbia avuto una presa di posizione netta su quanto è accaduto e quanto sta accadendo nella città, nel capoluogo veronese. Beh, a me ha dato fastidio che Zaia sia intervenuto dicendo che lui non ne sa assolutamente nulla del caso Verona e che legge solo sui giornali. Non è vero, perché da 2 anni a questa parte noi, io in particolare, assieme ad altri colleghi del Partito Democratico, abbiamo fatto delle interrogazioni, delle interpellanze che Zaia ha sicuramente sul suo tavolo, nel quale elencavamo i casi con i nomi delle persone e chiedevamo alla Regione di farsi interprete di un certo disagio che riguardava in particolare la città di Verona. Quindi fare oggi il Ponzio Pilato è tardivo ed è soprattutto non veritiero. Ci sono dei documenti ufficiali a cui lui in 2 anni non ha mai avuto il buon senso di dare una risposta.